giocatore della sezione di Siracusa, questi sono i miei colleghi. Buonasera. Camboni. Il signore vale per tutti. Camboni. Grazie. Il prego vale per tutti. Rapot. Simone, 2, grazie. L'eccellenza sarda ha chiuso i battenti con la Favola Atletico Uri, che vola dritto in Serie D per la prima volta nella storia. Lo scorso weekend l'ultimo atto della categoria, fortemente riattivata su volere del presidente del comitato regionale Gianni Cadoni. Merito all'Atletico Uri che ha vinto questo campionato, ma merito alle 8 società, compresa l'Atletico Uri, che sono ripartite, giocato regolarmente. Io penso che sia stato un successo. Ma stare mesi senza poter fare partite, senza avere la certezza di poter ripartire, quello è stato un momento difficile che abbiamo superato bene, però lì si sono create quelle situazioni dentro lo spogliatoio che poi ti portano a dare un qualcosa in più. Poi una volta che si è ripartiti si è fatto quello che sappiamo fare, quello che i ragazzi sanno fare, che hanno nelle loro corde, sanno giocare bene, con una mentalità vincente. L'ultima giornata dell'eccellenza è stata spalmata in 3 giorni. Dopo l'anticipo al venerdì, Diossese Bosa ha finito 5-0 per i padroni di casa, il sabato ha proposto altri 2 match, con la prima vittoria nella ripartenza della San Marco nei confronti della Nuorese, mentre a Castiadas il neopromosso Atletico Uri ha conquistato l'ennesima brillante vittoria. E ha ricevuto la coppa celebrativa dal presidente Cadoni. Stiamo già lavorando chiaramente per predisporre la prossima stagione, che speriamo possa iniziare e terminare sul campo nel modo migliore, ma sono assolutamente fiducioso che possa andare in tal senso. L'Uri andrà a rafforzare la batteria di 6 isolane meritatamente rimaste in Serie D. Emozionanti le immagini della festa del club che solo 6 anni fa era in prima categoria, che ha raggiunto questo importante traguardo storico ottenuto col merito sul campo. Siamo stati troppo tempo senza vedere il pallone rotolare e sono convinto che ai nastri di partenza il prima possibile saremo tutti presenti. Da segnalare la presa d'iniziativa da parte dell'attaccante Simone Calaresu. Il bomber giallo-rosso non ha esitato un attimo a sfilare i guantoni al compagno di squadra estremo difensore prima che si avviasse negli spogliatoi. Siamo contenti tutti di quello che ha fatto Simone, non soltanto io, è un ragazzo che ci mette il cuore sempre in ogni partita e insomma è un trascinatore, un esempio per i giovani, per il suo impegno, per la sua dedizione. Ha dato tanto, però ripeto, non è giusto fare 1 o 2 nomi. Si chiude così la stagione dell'eccellenza 2020-2021 con un segnale importante di ripresa e rilancio del calcio regionale. Riparte l'attività del beach soccer, il campionato nazionale, il Cagliari Beach Soccer sarà in aste di partenza, saranno 4 le tappe. A settembre ci sarà speriamo quasi certamente, quasi sicuro, una manifestazione molto importante, il Mondialito, che dovremo ospitare noi come Regione Sardegna. La Sardegna si dimostra ancora una volta capitale del beach soccer, in attesa della prossima stagione estiva che ovviamente vedrà quasi certamente al nastro di partenza anche il primo campionato sardo itinerante su tutto il territorio regionale. Un saluto per l'Argentina. L'Argentina sta arrivando. Riparte anche l'attività del comitato regionale. Ci eravamo fermati con i corsi di formazione per i dirigenti sportivi che riproporremo sicuramente su tutte le società sul territorio regionale, ma addirittura aumenteremo questa proposta perché quanto ha detto il presidente Gravina, che dobbiamo un attimino formare qualche giocatore anche per l'utilizzo del defibrillatore, insomma l'esperienza Ericsson non ci può lasciare insensibili, per cui il CR Sardegna rinforzerà la proposta dei corsi di formazione e la porterà avanti sul territorio regionale.